Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Palermo, la madre della bimba di 4 anni morta di difterite non vaccinata accusa. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso scambiandolo per tonsillite. Ricoverato anche il cuginetto della bimba, non è grave. L'infettivologo Cascio, Sicilia maglia nera per vaccinazioni pediatriche. A Messina l'inchiesta sul furto delle opere d'arte di Antonello, si indaga su un possibile basista. Si è scoperto che sul sito del Museo regionale è possibile reperire la planimetria dettagliata dell'edificio preso di mira dai ladri. Caro bollette in Sicilia, mazzata per le famiglie che per energia elettrica possono arrivare a spendere fino a 500 euro in più. Rincari al top per la benzina nelle isole minori. A Catania, nella villa comunale di Militello, compare una svastica vicino al monumento dedicato alla resistenza e ai partigiani del paese. Il sindaco Burtone: non è una bravata di bambini. La diga Ancipa nell'Ennese si sta svuotando e si teme una nuova crisi idrica. In 19 giorni il volume dell'invaso si è ridotto di 3 milioni di metri cubi d'acqua. Ad Agrigento il mito torna a vivere nella Valle dei Templi con lo spettacolo Il risveglio degli dei. Calcio, c'è attesa per l'esordio in campionato del Catania domani al Massimino contro l'Inter Under 23, in arrivo l'attaccante Coda. Il Palermo pronto per la sfida di domani contro la Juve Stabia, Barbera verso il tutto esaurito, sul mercato Ostia al lavoro per trovare un'alternativa all'infortunato Joronen. Bentrovati, in apertura la notizia di un incidente mortale avvenuto poche ore fa a Butera nel Nisseno. Per causa ancora in corso di accertamento un veicolo è uscito autonomamente di strada. Nell'incidente ha perso la vita un metronotte. Il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 115 sud-occidentale Sicula. Il personale ANAS è sul posto per consentire il ripristino della viabilità. E adesso torniamo a parlarvi del caso della difterite e con la morte della piccola di 4 anni. Dopo la morte della figlia, la madre accusa medici e media di aver fornito ricostruzioni scorrette e mette in discussione anche la gestione sanitaria del caso. Intanto ASP e Procura indagano sulla morte, mentre a Palermo aumentano le richieste di vaccinazione. Effettuati tamponi a gran parte del nucleo familiare perché si teme un focolaio. Gerry Italia. Solo Dio nostro Signore può giudicare è lo sfogo affidato ai social da Manuela Maggio, la madre di Anna Rosa, la bambina di 4 anni morta a Palermo con una sospetta difterite. La donna difende la famiglia e attacca duramente le ricostruzioni circolate sul caso, contestando anche l'operato dei sanitari e parlando di medici incompetenti, accuse pesanti che dovranno essere verificate dagli accertamenti in corso. Mia figlia è stata portata diverse volte al pronto soccorso e ci sono carte che parlano, scrive la madre, respingendo anche l'ipotesi che la famiglia abbia scambiato la difterite per una tonsillite. La causa della morte ancora non si conosce, dice, perché ancora nulla è confermato. Intanto l'ASP di Palermo ha avviato l'indagine epidemiologica per ricostruire i contatti della bambina e individuare l'eventuale origine del contagio. È già scattata la profilassi antibiotica per le persone esposte, compresi alcuni sanitari. Resta ricoverato anche il cuginetto di 4 anni con sintomi simili ma condizioni al momento non preoccupanti. Il bambino risulta regolarmente vaccinato. Anna Rosa era arrivata in ospedale con febbre, vomito e inappetenza ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il rapido peggioramento, il trasferimento in terapia intensiva e la morte. Sul caso indaga la Procura di Palermo, mentre nei centri vaccinali aumentano le richieste per il vaccino esavalente. Adesso saranno gli accertamenti a stabilire cosa sia accaduto e se vi siano state eventuali responsabilità. E la morte della piccola porta alla ribalta una malattia che in Italia sembrava ormai confinata ai libri di storia. La difterite è rara ma non è scomparsa e i dati sulle vaccinazioni in Sicilia riaccendono l'attenzione. Sentiamo. La morte di Anna Rosa riporta sotto i riflettori la difterite, infezione provocata dal Corynebacterium diphtheriae, trasmessa attraverso le vie respiratorie e potenzialmente letale per effetto delle tossine che il batterio può produrre. Un tempo era una delle principali minacce per l'infanzia. All'inizio del Novecento in Italia si contavano circa 30.000 casi e 1.500 vittime ogni anno. Poi la vaccinazione ha cambiato radicalmente lo scenario, trasformando la difterite in una malattia oggi eccezionale. E sul caso di Palermo sono intervenuti anche diversi infettivologi. La difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa, purtroppo gravata anche da un'alta letalità. La malattia è prevenibile con un vaccino che è altamente efficace ed è assolutamente sicuro. E grazie a questo vaccino non abbiamo avuto più casi da tantissimi anni.
Il vaccino è obbligatorio ed è obbligatorio dal 1939. L'obbligo vaccinale esiste, purtroppo ci sono ancora tante persone che non si vaccinano per diversi motivi. Ma il caso di Palermo riaccende soprattutto i riflettori sulle vaccinazioni. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute relativi al 2024, la Sicilia è ultima in Italia per la copertura del ciclo vaccinale pediatrico di base. Tra i bambini nati nel 2022, solo l'85,13% aveva completato entro i 2 anni le 3 dosi contro difterite, tetano, pertosse, polio ed epatite B, contro il 94,46% nazionale. A Messina intanto va avanti l'inchiesta sul furto delle opere d'arte di Antonello. Si indaga su un possibile basista e sui filmati delle videocamere. Ma si è anche scoperto che sul sito del Museo regionale è possibile reperire la planimetria dettagliata dell'edificio che è stato poi preso di mira dai ladri. Angelo Gagliano. Vanno avanti senza sosta le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal museo a Cascina. Squadra mobile, carabinieri del nucleo tutela del territorio artistico coordinate dalla procura non tralasciano alcune ipotesi a cominciare dal ruolo di un possibile basista. Decisivi in tal senso potrebbero risultare i filmati del sistema di videosorveglianza per trovare una traccia dei ladri in arrivo oppure in fuga. Ma nelle ultime ore si è scoperto che sul sito del museo regionale Maria a Cascina è possibile reperire la planimetria dettagliata dell'edificio preso di mira dalla banda. Si trova in una sezione appositamente indicizzata relativa ad un progetto di un paio di anni fa finalizzato e finanziato con i fondi PNRR relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche. Non è possibile però stabilire quando le planimetrie siano state caricate sul sito del museo messinese, ma è certo che sono liberamente scaricabili e ricche anche di particolari. Nelle stesse però non sono indicati gli impianti di videosorveglianza. Con la lettera A è indicata invece la sala dove erano esposte le opere di Antonello da Messina e la porta che è stata trovata aperta e che si pensa sia quella utilizzata dai ladri. Un uomo di 52 anni, Danilo Marretta, è stato trovato morto in un dirupo in contrada Santa Caterina a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. I familiari avevano dato l'allarme. L'auto di Marretta era stata individuata sulla strada. Impegnati nelle ricerche i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale e i Carabinieri. La Procura di Termini Imerese ha disposto il sequestro dell'auto e della salma, mentre il corpo è stato portato all'ospedale policlinico per l'autopsia. Estate sempre più rovente ma anche sempre più costosa. In Sicilia, tra caldo e condizionatori, una famiglia può arrivare a spendere 300-500 euro in più. Per consumatori servono interventi strutturali, non più soluzioni tampone. Marco Carli. L'estate è come l'inverno. Se nella stagione più fredda è il gas a rappresentare la spesa maggiore per i siciliani, in questi mesi riuscire a rinfrescare vita e ambienti diventa più difficile e soprattutto più costoso. La stima, per via di un clima che diventa rovente e di bollette sempre più esose, oscilla fra i 300 e i 500 euro in più a famiglia. Attenzione a ritenere che tutto sia causato dall'eccessivo caldo che determina eccessivi consumi. Ci può stare, ma la realtà fondamentale e principale resta quella di costi esorbitanti ed esagerati, e noi consigliamo sempre anche di verificare la legittimità dei vari addebiti. A rimetterci come sempre sono le fasce più deboli, anziani e pensionati, o le famiglie, e in Sicilia non sono poche, che devono fare i conti con entrate non sempre sicure o con uno stipendio solo. Quali sono le contromisure? Interventi strutturali a monte, non più soluzioni tampone che servono solo ad allontanare il problema. A portare il peso di questi aumenti sono un po' tutti i consumatori, ma quelli su cui sta ricadendo maggiormente il peso sono le famiglie. E quindi è necessario porre mano a interventi strutturali. Fino ad oggi purtroppo abbiamo assistito ad interventi parziali e non risolutivi, in altri termini solo pannicelli caldi. Caro gasolio, il record delle isole minori dove un litro sfiora i 3 euro. Sentiamo Orazio Longo. Fortunatamente l'isola è piccola e si può girare anche in bicicletta, ma pagare 3,25 euro per un litro di benzina e 2,80 per un litro di diesel fa rumore. A Linosa, nelle Pelagie, un pieno costa un terzo in più rispetto al resto d'Italia. Record di una mappa dei rincari che tocca la Sicilia più delle altre regioni, in particolare se si va nelle isole minori, dove alla crisi internazionale si sommano il trasporto via mare e la speculazione.
I dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy certificano che a Ustica si pagano 2,699 € e 2,599 € a Pantelleria. Il gasolio costa 2,699 € al self, superando la media italiana di 58,3 centesimi. A Lampedusa il diesel oscilla tra 2,620 e 2,649 e la benzina tra 2,496 e 2,499. I tentativi di massimizzare i guadagni da parte della filiera ci sono sempre, dice Giampiero Reale, presidente di Confindustria Siracusa. Neppure la riapertura di Hormuz però produrrebbe un ribasso immediato, ma servirebbero almeno 45 giorni per ricostruire le scorte e riallineare gli approvvigionamenti. Oggi intanto la media dei prezzi self in Sicilia è dietro solo a Calabria, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Il diesel self costa 2,140 €, la benzina 2,15, il metano 1,876, il GPL 0,80. A Militello in Val di Catania una svastica è comparsa la notte scorsa nella villa comunale realizzata con i tappetini dell'area fitness. A denunciare l'episodio è il sindaco Giovanni Burtone, che dice serve una risposta ferma, non è una bravata di bambini. La trovata di un mascalzone, dice Burtone, nel denunciare che la svastica sia stata realizzata a pochi metri dal monumento dedicato alla resistenza ai partigiani del paese. Sono in corso accertamenti attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili. Torna al centro dell'attenzione la situazione della diga Ancipa nell'Ennese. Il rapido calo delle riserve registrato tra la fine di luglio e la metà di agosto alimenta le preoccupazioni di un'altra emergenza idrica. Salvo Calacciura. Con l'estate ancora in corso, a preoccupare adesso la quantità d'acqua che resterà disponibile nei prossimi mesi. Alla diga Ancipa nell'Ennese, una delle principali riserve idriche della Sicilia centrale, in appena 19 giorni il volume dell'immaso si è ridotto di 3.300.000 metri cubi d'acqua. Un calo che riaccende il confronto sulla gestione dell'immaso e fa scattare l'allarme del Movimento per la difesa dei territori di Nicosia, preoccupato soprattutto per la velocità con cui il livello dell'Ancipa è diminuito tra la fine di luglio e la metà di agosto. L'autorità di bacino ha però chiarito che le erogazioni rientrano nei quantitativi autorizzati per la stagione irrigua dei consorzi di bonifica di Enne e Catania, escludendo anomalie. Come abbiamo visto, in un mese può succedere di tutto, da quasi 20 milioni di metri cubi a 15,4 in sole 3 settimane. 4 milioni di metri cubi sono un'enorme quantità d'acqua, quasi un quarto del totale contenuto nel bacino al momento della decisione. Ricordiamo che quest'anno ha piovuto tanto, ha piovuto anche a giugno. Sullo sfondo resta però il tema della gestione delle riserve dell'Ancipa, che attualmente conta circa 16 milioni di metri cubi d'acqua, in un territorio che negli ultimi anni ha già dovuto fare i conti con una pesante crisi idrica. A preoccupare sono soprattutto la velocità con cui si stanno riducendo le riserve e l'incognita delle precipitazioni dei prossimi mesi. Il timore è che possa ripresentarsi una nuova emergenza idrica. Se ad ottobre avessimo avuto 16 milioni di metri cubi piuttosto che gli 11 che potremmo avere, sicuramente mi sentirei più sereno. E adesso andiamo ad Agrigento, dove continua a mancare l'acqua nelle abitazioni, e però l'acqua continua anche a perdersi per strada. Una copiosa fuoriuscita di acqua si continua a registrare lungo la scala tra via Firenze e via Manzoni. È già stata segnalata, ma nulla nel frattempo è cambiato. Sentiamo Davide Sardo. È l'acqua che manca nelle case, quella che arriva per pochi minuti con turni che possono superare i 10 giorni. Eppure ad Agrigento la stessa acqua continua a perdersi per strada. Lungo la scala tra via Firenze e via Manzoni una copiosa perdita idrica scorre giorno e notte. Una situazione già segnalata più volte agli organi competenti, ma che ancora non è stata risolta. Il paradosso è evidente: da una parte una città assetata, dall'altra una rete idrica che disperde preziose risorse, una rete colabrodo che alimenta rabbia e proteste, perché mentre nelle case si aspettano giorni per avere l'acqua, lungo le strade se ne sprecano migliaia di litri. E proprio sulla gestione dell'emergenza interviene il movimento di Ismaele Lavardera, che punta il dito contro AICA.
La posizione è netta, AICA ha fallito, sostiene il movimento controcorrente, chiedendo al Consiglio di amministrazione di valutare un passo indietro. Mantenere in carica lo stesso CDA, si legge nella nota, significherebbe negare l'evidenza e sottrarsi a ogni responsabilità. Un'accusa pesante che riporta al centro il tema della gestione del servizio idrico e di una crisi che ad Agrigento continua a lasciare i rubinetti a secco mentre l'acqua si perde per strada. A Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani, salta la processione a mare della Madonna che come tradizione avviene la terza domenica di agosto. Il porto intasato di Posidonia da mesi ha costretto i marinai a trasferire a Portopalo di Menfi le proprie imbarcazioni e ora, in segno di protesta, hanno deciso di non collaborare per la processione a mare del simulacro del Sacro Cuore di Maria. Stessa scelta fatta dall'associazione Pammilo che non organizzerà la Sagra delle Sarde perché, dicono, non ci sono le condizioni minime di sicurezza. Adesso una breve pausa, tra poco. Nella notte 17 migranti di origine curda sono stati individuati in una zona impervia dell'isola di Filicudi. I migranti sono stati imbarcati sulla motovedetta della Guardia Costiera e portati nel porticciolo dell'isola delle Eolie. Da qui sono stati poi trasferiti su una motovedetta alla Guardia di Finanza nel porto di Milazzo. A quanto pare i migranti sarebbero giunti al largo di Filicudi a bordo di una barca a vela e sbarcati poi con un gommone. A Catania una task force coordinata dalla polizia ha effettuato una serie di controlli in chioschi e rivendite di alimenti e bevande. Nel corso di un controllo a un chiosco panineria nella zona della Scogliera sono state riscontrate significative carenze sul piano della sicurezza alimentare e delle condizioni degli ambienti di lavoro. 15 kg di carne suina, equina e pollame non tracciati e non idonei al consumo sono stati sequestrati e distrutti. Imposte anche sanzioni per oltre 15.000 euro per modifiche abusive dei locali. Parliamo di spettacolo, il mito torna a vivere all'alba nella Valle dei Templi. Fino al 30 agosto in scena il Risveglio degli Dei, lo spettacolo di Marco Savatteri che celebra la 10ª edizione. Un viaggio tra teatro, musica e narrazione dalla notte alle prime luci del giorno, tra il Tempio di Giunone e quello della Concordia. Davide Sardo. Prima la notte, poi la luce che lentamente conquista la Valle dei Templi. È all'alba che il mito prende vita tra le colonne e la storia incontra il presente. Torna fino al 30 agosto ad Agrigento il Risveglio degli Dei, lo spettacolo scritto e diretto dal regista Marco Savatteri che celebra quest'anno la sua 10ª edizione. Una produzione firmata Savatteri Produzioni, realizzata in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi. L'esperienza inizia alle 4:30 dalla bietteria del Tempio di Giunone. Da qui il pubblico percorre la via sacra, accompagnato dalle divinità della mitologia greca, fino al Tempio della Concordia, dove prende forma lo spettacolo. Un percorso immersivo tra teatro, musica e narrazione, nel quale i grandi miti vengono riletti alla luce della contemporaneità. Narciso diventa metafora di una società sempre più concentrata sulla propria immagine. La guerra di Troia richiama i conflitti del nostro tempo. Medusa porta invece al centro il tema della paura e del rapporto con l'altro. E sullo sfondo c'è la Valle dei Templi che all'arrivo dell'alba diventa parte integrante dello spettacolo, trasformando il risveglio della natura in un autentico evento scenico. Adesso una pausa e poi parleremo di calcio e delle sfide che attendono il Catania e il Palermo domani. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania è pronto all'esordio in campionato contro l'Inter Under 23, domani al Massimino, ma la notizia più importante arriva dal mercato. In arrivo c'è Massimo Coda, un colpo di esperienza e gol per l'attacco rossazzurro. Marco Carli.
Un vero colpo di coda nei giorni finali delle trattative. Il Catania prepara l'esordio in campionato. Domenica alle 18 al Massimini i rossazzurri affronteranno l'Inter Under 23, ma la notizia del giorno arriva soprattutto dal mercato. Nella settimana in cui sono arrivati Masciangelo e Di Marco, il Catania è vicino ad ufficializzare Massimo Coda. L'attaccante 37enne, miglior marcatore nella storia della Serie B e reduce dall'esperienza alla Sampdoria, è atteso il rossazzurro. Un colpo d'esperienza e pesante per l'attacco di Longo e un segnale importante nella settimana dell'esordio. Un anno più opzione per il secondo, la base d'accordo. Insomma, mentre la squadra prepara il debutto, il mercato regala un nome importante con Rolfini, che invece ha i saluti. Per quanto riguarda la partita con l'Inter Under 23, Longo sembra aver già in mente gran parte dell'11 titolare. Nell'ultimo test contro la Primavera ha vinto 5-0, il tecnico ha confermato Rinaldi tra i pali. In difesa potrebbe esserci Perrotta con Ierardi, mentre Pagliai e Donnarumma vanno sugli esterni con quest'ultimo che se la gioca con Masciangelo. Corbari, Quaini e Jimenez a centrocampo, quindi davanti potrebbero esserci Cicerelli, Liguori e Leonardi. L'Inter Under 23 arriva invece al Massimino dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Vado ai calci di rigore. E il Palermo si prepara per la sfida di domani al Barbera contro la Juve Stabia. Sul mercato Osti è al lavoro per trovare un'alternativa all'infortunato Joronen. In avanti possibile arrivo del centravanti Spendi. Marco Gullà. Corsa verso l'obiettivo e soprattutto verso la prima di Serie B. Il Palermo domenica in un Barbera come sempre da quasi tutto esaurito sfiderà la Juve Stabia. I segnali positivi sono già arrivati. La vittoria contro il Lecce è un frame della solidità del nuovo Palermo di Pippo Inzaghi. In porta ci sarà Fortin, ma il club rosanero sta accelerando per trovare un sostituto di Joronen che bene che vada resterà fermo almeno 2 mesi. Perin è sempre le alternative. Il direttore sportivo Osti si sta prendendo qualche giorno di riflessione. Perin avrebbe già dato un benestare di massima al trasferimento, ma resta da convincere il club bianconero. La Juventus infatti non sembra intenzionata a privarsi facilmente del giocatore. Il Palermo proverà a sfruttare la volontà di Perin di trovare maggiore spazio e continuità. Intanto si profila una nuova operazione di mercato per l'attacco. Brunori potrebbe andare al Cesena, mentre dal club romagnolo potrebbe arrivare in rosanero l'attaccante Spendi, da definire solamente in che termini inquadrare questa operazione. Il centravanti albanese rappresenterebbe un ulteriore rinforzo per una squadra che è stata etichettata già come la regina del mercato di Serie B. È tutto per questa edizione Sicilia 24, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle 14, a tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.